Buonasera a tutti, siamo qua a Palazzo Frangipane, ringrazio anche chiaramente l'amministrazione comunale per l'ospitalità, ormai sta diventando una bella consuetudine anche quella di ritrovarci in questo palazzo per presentare il Four Seasons. Four Seasons MPB Tour, che è una novità degli ultimi anni, è un qualcosa che è stata partorita dalle menti geniali che abbiamo qui al tavolo, e sicuramente anche quest'anno, come l'anno scorso, darà spettacolo e ci darà anche la possibilità di divertirci tantissimo. Buonasera a tutti. Sì, per risponderti alla domanda ti dico che l'anno scorso non parlo solo per la gara di Arcento, ma per il circuito intero siamo andati oltre le aspettative che ci eravamo prefissi. Ed ecco perché mi permetto di fare un accenno alla maglietta commemorativa di quest'anno, che c'è una sfida. La sfida noi l'anno scorso del Four Seasons l'abbiamo vinta. Mi permetto, c'era una scaletta che dovevo seguire, e ringrazio il mio tutor, ma vado a braccio. In realtà ringrazio prima di tutto le autorità amministrative, le sportive, e mi sento di fare una piccola, probabilmente avrei bisogno di una platea meno tecnica di voi per dire quello che sto dicendo, nel senso il perché del Four Seasons, poi così lascio anche motivo agli altri miei colleghi organizzatori di parlare magari qualcosa più di specifico su quello che abbiamo quest'anno. Comunque questa mia riflessione è: io molti anni fa e molti chili fa ho fatto delle gare a coppie, e il pioniere che mi ha fatto approcciare a questo tipo di manifestazione, ce l'abbiamo qui davanti, ex presidente della Speaky Queen, e che quindi è Festini. Io penso che le prime 4 edizioni l'ho fatte. Bene, questo voglio identificare il mio pensiero. Io l'ho fatta in coppia con mio figlio. Sono stato un peso per lui. In realtà il perché della coppia, il perché della condivisione. Io per lui ero un peso, lui era molto più atletico, aveva un'altra età. Differentemente in una gara qualsiasi avremmo corso lui in una categoria, io in un'altra. In questa gara, in questa tipologia di gara, abbiamo corso assieme. Quando siamo passati sotto il traguardo eravamo squadra, l'abbiamo condivisa tutta la gara. Sono stato un peso per lui, bene, cioè male per lui, però comunque abbiamo condiviso questo tipo di manifestazione, non solo agonistica, l'abbiamo veramente vissuta. E il secondo aneddoto che voglio raccontare, successivamente, un paio d'anni dopo, ho corso sempre a Pedalonga, ho corso con un altro biker, che in questo caso è stato lui a penalizzare me per un guasto meccanico, rottura della catena, e l'ho dovuto aiutare, trascinare, comunque condividere questa fatica per portarlo al traguardo. Nessuno al traguardo sapeva di quanto orgoglio avevamo noi a oltrepassare il traguardo. Questo è per farvi capire, probabilmente, come ripeto, avrei bisogno di una platea che non conosce questa realtà, voi siete molto tecnici,
e quindi capite perfettamente quello che ho suggerito con questa immagine. Però la mia intenzione era farvi capire il perché 4 organizzatori, e dico veramente la verità, loro hanno avuto una sfida superiore alla mia l'anno scorso, perché qui non c'era cultura, non c'era storia di manifestazioni sportive di bicicletta a Tarcento, e quindi la mia sfida era anche un pochino calcolata. Loro partivano già da uno storico, hanno accettato di far parte di questo gruppo, tutti questi altri 3 miei amici, e di avere questa condivisione. Anche noi abbiamo condiviso la sfida e loro in primis avevano molto da perdere, però in tutti noi abbiamo vinto la sfida del 2017. Quest'anno ci sono i presupposti per fare veramente numeri molto più importanti. Scusate se sono andato a braccio in questa occasione, ma era motivo di capire cos'è una manifestazione a coppie. Non c'è, assolutamente ci deve essere l'agonismo, ma ci deve essere la condivisione. Quindi si vince, si perde assieme. Quest'anno noi a Palmanova riproponiamo grosso modo lo stesso percorso degli altri anni, ci allunghiamo leggermente di più per quanto riguarda il giro di lancio, non abbiamo i dislivelli che può avere qui a Tarcento l'amico Giancarlo o amici della Pedalonga Nicola, che loro hanno le cime ben più alte delle mura di Palmanova. Come novità, se non vado errato, quest'anno abbiamo proposto delle maglie che vedete qui nere. Queste sono le maglie che dopo magari può illustrare meglio di me l'amico Fabroni. Le maglie queste qua saranno date a tutti coloro che si iscriveranno al trofeo Four Seasons. Ecco, vediamo il modello per l'occasione che indossa la maglia che verrà dato ai partecipanti del Four Seasons, agli iscritti del trofeo Four Seasons. E queste sono maglie commemorative, diciamo che le 4 date riportano le 4 date. Altre cose da dire, vi aspetto a Palmanova come prima tappa il 4 marzo. Noi siamo nati nel 2004 e siamo forse una delle prime manifestazioni ad aver proposto la gara a coppie in Italia. La coppia, perché la coppia? Lo spirito di squadra è quello che permette di superare le difficoltà, di arrivare alla fine assieme, di fare meno fatica, di gioire, di provare più emozioni. In coppia, se succede un guasto, se ci sono dei problemi tecnici, se ci sono dei problemi anche di salute, si superano, si riescono a superare meglio. Ci si aspetta, ci si attende, ci si dà forza, coraggio. È questo il significato della coppia ed è per questo motivo che la Pedalonga è nata con questo spirito nel 2004, uno spirito che abbiamo cercato di portare avanti e che fortunatamente lo scorso anno ha trovato dei sostenitori negli altri componenti di questo splendido circuito. 4 grandi gare, 4 gare che prendono come cardine proprio lo spirito di squadra. Noi siamo la terza gara il 27-28 luglio, è la tappa di montagna delle 4, la nostra, si raggiungono i 2400 rotti metri della sella del Quaternà, è il GPM di tutte e 4 le manifestazioni, si fa un po' di fatica, ci sono 2500 metri di dislivello, un 55 km di percorso. La gara è caratterizzata inoltre da un'altra manifestazione che la precede, l'MTB Urban Eliminator Race, una gara spettacolare. L'anno scorso c'è stata la prima edizione, un tracciato di 800 metri, uno sparo, si fa tutta, non farà bene ai muscoli, non farà bene ai quadricipiti, e a eliminazione. L'anno scorso c'è stata una grande partecipazione, soprattutto mediatica, sul web, in molti l'hanno seguito in molti anche sulle strade ed è un po' la ciliegina sulla torta di questa Pedalonga. Il 27 ci sarà l'Eliminator Race, il 28 la nostra manifestazione
la gara, la 55 km e la 38 km. Oltre a queste due ci sarà anche una 19 km dedicata alle famiglie e alle e-bike, bici elettriche. Allora, buonasera a tutti, ecco io sono l'ultimo, praticamente l'ultimo dei 4. Per riallacciarmi al discorso che ha fatto prima Giancarlo, praticamente sì, è stata una sfida lanciare questo circuito che praticamente sì, non ci conoscevamo, io conoscevo solo un paio di organizzatori, ma io e Giancarlo non ci conoscevamo. È stata una sfida anche accettare praticamente il cambiamento, soprattutto per noi, perché venivamo da un grandissimo successo, perché la Lignano Bike Marathon quest'anno è alla 5ª edizione. Dopo 3 edizioni avevamo veramente dei numeri grossi e potevamo solo migliorare. Questa nuova avventura è stato praticamente per noi cioè un grosso cambiamento, puntare praticamente a una gara a coppie quando praticamente le cose stanno andando bene. Quindi per noi praticamente è stata un'ulteriore sfida. E io dico una cosa, che secondo me certe cose si fanno solo quando c'è una grande passione alle spalle, quando c'è una passione che comunque ci lega e tutti comunque remiamo dalla stessa parte e questa cosa qua aiuta molto di più e ti porta a raggiungere dei risultati veramente strepitosi. Quindi praticamente per noi è stata un'ulteriore sfida credere a questa cosa. Al discorso delle coppie e praticamente a lanciare un nuovo format di gara, che comunque era la condivisione praticamente di una fatica, uno sforzo che si fa durante una gara che comunque non tutti sanno, solo chi è sopra la bicicletta e sui pedali. Quello praticamente è stata una delle cose che comunque ci ha... abbiamo voluto crederci e per noi è stato veramente un grandissimo successo. E noi siamo l'ultima gara delle 4, il 21 ottobre, e abbiamo portato la mountain bike, che la mountain bike comunque è un attrezzo, una bicicletta che si usa di solito in montagna. Noi invece l'abbiamo portata al mare e grazie alla peculiarità comunque del nostro territorio, alle pinete, praticamente alla spiaggia anche, diciamo, perché ci sono certi tratti che si passa comunque anche sulla sabbia. Lì abbiamo cercato di ricavare un tracciato da 30 km, abbiamo chiuso praticamente tutto il perimetro di Lignano Sabbiadoro e abbiamo cercato di far divertire l'atleta, creando praticamente una serpentina di 17 km di single track all'interno delle pinete. Tutti dal primo anno si sono divertiti, è stato veramente un grande successo, da lì la cosa è cresciuta. L'abbiamo portata avanti e praticamente arrivati al 5º anno, quest'anno comunque continueremo a proporre lo stesso percorso dell'anno scorso. E cosa c'è da dire? La prima sfida era quella, portare la mountain bike a Lignano. Abbiamo visto che l'abbiamo vinta anche quella, quindi praticamente porteremo avanti questo progetto, spero, per ancora diversi anni, e la cosa, dato che sta crescendo di anno in anno, quest'anno per noi, date le iscrizioni che ci sono già arrivate, ovviamente già aperte già dai primi di dicembre, abbiamo visto che comunque c'è stato un aumento comunque delle iscrizioni a tutto il trofeo da parte degli atleti. Quindi continuando così io credo che comunque siamo tutti abbastanza molto contenti di come sta andando, di come è andata la cosa. Allora, quest'anno un'ulteriore novità è che abbiamo cambiato praticamente lo sponsor delle maglie di Leader. È subentrato il signor Garlatti Daniele, che è un negozio che voi tutti conoscete a San Vito Tagliamento. Praticamente lui sarà il nostro main sponsor praticamente per tutto il trofeo. Questa è la maglia di Leader femminile praticamente, che verrà indossata alla fine della prima tappa da parte della coppia delle donne che vinceranno praticamente la categoria. C'è la Leader femminile, abbiamo la Under 60, la Over 60, la Over 80, la Over 100, la coppia mista, praticamente la coppia è formata da un atleta maschile e un atleta femminile, Leader Woman, e in più, come sapete tutto, abbiamo riproposto anche quest'anno il Best Lap. Il Best Lap è praticamente un tratto cronometrato
all'interno di tutte e 4 le gare, praticamente ognuna avrà la sua difficoltà. La pedalonga propone praticamente una discesa, il vertical ring l'anno scorso aveva una salita, quest'anno, parlando prima con Giancarlo, ha cambiato a fare una piccola discesa con un'altra salita, e l'amico Luca, il best lap, ha sempre praticamente tipo un misto, un 2 km praticamente in mezzo alle mura, e noi come l'anno scorso proponiamo praticamente un single track all'interno di una pineta con dei rilanci, e comunque il tutto è intorno, cioè per una tempistica di circa 3-4 minuti a tratto. Ecco. Ok. Va bene, dai. Ok, questo era un po' tutto quello che... Vi ricordo la data, il 21 ottobre, il 20 e 21 ottobre, Lignano Sabbia d'Oro, l'ultima data, poi ci saranno anche le premiazioni finali, come abbiamo fatto l'anno scorso, e birra a volontà. Poi vedremo un attimino come... Thank you.